E Massimo mi ha detto: se oggi passi a trovarmi, lavori stando in ferie. Ah, però, fosse sempre così. Acqua, aria, terra e fuoco, i 4 elementi della natura, ma anche la fonte di ispirazione per dar vita a questo Glamp House Val di Venere, qui a Santa Maria in Stelle, sulle colline pochi chilometri a nord di Verona. Un Glamp House con casette mobili, con tanto di laghetto naturale proprio nel centro. Un'idea particolare che mi ha molto incuriosito, perché non soltanto per come è stato costruito e concepito, ma anche perché Massimo questa idea l'ha coltivata per diversi anni, perché voleva fare di questo luogo un posto di accoglienza con delle regole, chiamiamole così, ben precise: natura, quiete, buoni sapori. Insomma, un padrone di casa con idee particolari, ma ben precise. L'anno scorso ero stato qui per la vendemmia e mi avevi parlato di aprire le porte di casa. L'hai fatto? Sì, l'ho fatto, abbiamo deciso di aprire le porte di casa creando questa struttura, una struttura ricettiva, si chiama Val di Venere Glamp House, è costituita da 4 case mobili e attorno a un biolago, quello che vedete alle mie spalle. Avendo un'azienda biologica non potevo non fare un biolago, per cui biolago vuol dire natura, vuol dire rispetto per l'ambiente e zero chimica. E immergersi qui è come essere veramente nella natura. Mi dice qualcosa di più su questo laghetto? Ma è un lago che raggiunge un equilibrio da sé, per cui la ghiaia, le radici delle piante acquatiche filtrano l'acqua, l'acqua viene spinta da uno skimmer, una specie di skimmer che non è altro che un laghetto più piccolo, un poco più inferiore nel livello, viene aspirata dal fondo e ributtata nella vasca principale. Il pavimento è in larice, anche perché un lago così sembra nato qui, non è una cosa inserita in un contesto dove non ci starebbe, con una piscina tradizionale, con le piastrelle. Questo sembra nato qui. L'acqua è acqua dell'acquedotto e viene continuamente rifiltrata e rigenerata. E le casette mobili invece? Le case mobili sono realizzate da un'azienda francese, sono 32 metri quadri, hanno 2 camere e 2 bagni, una matrimoniale col bagno, una camera doppia con il bagno e possono ospitare 4 persone. La zona comune è il living, dove c'è la cucina, l'angolo cottura e il salotto. La terrazza è molto grande perché gli ospiti di solito vivono il 70% del loro tempo all'esterno di una casa mobile e possono godersi le nostre splendide colline e la vista sul lago. Massimo l'ho conosciuto l'anno scorso in occasione della vendemmia, la sua vendemmia, perché questa è un'attività che lui ha cominciato a svolgere solo da qualche anno, dopo essere stato per diverso tempo come imprenditore nel settore del riscaldamento. Però a un certo punto della sua vita ha sentito irresistibile il richiamo della sua vera passione, quindi la terra, la campagna, e nella sua grande tenuta qui a Santa Maria in Stelle produce vino naturale, olio, miele, tartufi, e il Glamp House invece è soltanto l'ultimo arrivato di questo vulcanico imprenditore. E questa idea, questo laghetto, queste case mobili, hanno già suscitato parecchio interesse, non soltanto a Verona. Tutto questo ha una logica. Ha una logica, è nato tutto dal desiderio. Innanzitutto c'è una legge della Regione Veneto che consente alle aziende agricole di diversificare l'attività facendo ricezione turistica. Io e mia sorella Elisa abbiamo voluto fare questa cosa perché, innanzitutto per far vivere le emozioni che viviamo noi tutti i giorni abitando in questo contesto meraviglioso, ma soprattutto per vendere e proporre i nostri prodotti ai clienti che frequentano Val di Venere Glamp House. C'è un messaggio però allora che volete trasmettere? Vini naturali, aria pulita, pace e serenità. Ci sono strutture simili, noi abbiamo cercato di fare una cosa diversa e molto sostenibile. Le case sono solo 4 in una superficie di 5.000 metri, avremmo potuto metterne di più, però non aveva senso. Noi vogliamo fare veramente apprezzare il relax e la pace che si vive qui. È stata dura pensare di fare 4 case mobili in laghetto al posto di un vigneto?
Bella domanda. No, non è stata dura perché abbiamo comunque rispettato i nostri vigneti sono biologici, per cui anche lì si rispetta la natura e tutto quello che ci sta attorno. Questa struttura è stata fatta proprio non alterando il paesaggio e per far apprezzare proprio questa zona quasi incontaminata. Siamo alle porte della città, la Valpantina è il giardino della città, per cui a pochi passi dal centro, siamo 7 km e 800 mi pare, in bicicletta grazie alle bellissime piste ciclabili che ci sono in vallata. Si arriva in un attimo in città, ma siamo immersi nel verde. Una realtà insomma calata in un contesto estremamente suggestivo, quello delle colline di Santa Maria in Stelle, che si prestano probabilmente proprio al tipo di turismo che ha ispirato questo stesso Glen Pause, ovvero il cosiddetto turismo slow, lento, da vivere a piedi o in bicicletta per apprezzare così i tanti scorci naturali e non solo, ma anche storici, culturali che questo territorio sa offrire. E alla fine dell'escursione c'è anche la possibilità di approfittare dei buoni sapori di questa terra, perché Massimo ha pensato proprio a tutto. Abbiamo realizzato anche il Ristoro di Venera, è un luogo dove si possono degustare i prodotti rigorosamente delle Lessini, abbiamo formaggi, salumi, tutti delle Lessini a chilometri zero e abbinati ai nostri prodotti. È anche qui una legge della regione che consente di fare enoturismo ed olioturismo, per cui il cliente che viene da noi prenota e può vivere un'esperienza legata ai sapori del territorio. I nostri vini, ogni vino viene abbinato a determinate cose della Lessinia. Tu hai aperto le porte di casa, ma hai cambiato la casa. Ho cambiato la casa perché siamo tutti tanto più felici di vedere la gioia nei volti di chi viene qui da noi. Sì, siamo fattoria didattica, abbiamo spesso delle comitive di persone che vengono anche su nelle vigne, nel bosco e vivono con noi nella tartufaia, però vederli qua attorno è veramente piacevole. Poi nasce un legame, nasce un'amicizia bellissima, arriva il cliente ma dopo 5 minuti diventa amico.